La Sicilia delle meraviglie, come fare dell'arte economia e sviluppo. Questo è il tema di un interessantissimo incontro tenuto questo pomeriggio a Catania dal critico d'arte Vittorio Sgarbi, che al microfono di Claudia Grassi ha parlato anche di politica. Sentiamolo. Critico d'arte, scrittore, ex sindaco di Salemi Vittorio Sgarbi è poliedrico, un cultore della bellezza tout court e dell'importanza di valorizzare il ricco patrimonio artistico italiano. Oggi pomeriggio nell'aula magna dell'ex monastero dei Benedettini di Catania ha tenuto una lezione per discutere su come poter trasformare l'arte in risorsa economica. Un evento organizzato dall'ERSU, dal FAI e dall'Università di Catania che ha raccolto una folla di pubblico. Il problema è che la valutazione generale del nostro patrimonio artistico è profondamente sbagliata, per cui può accadere che quello che rappresenta il valore più alto dell'Italia sia totalmente ignoto a gran parte dei nostri governanti, e quindi è evidente che se uno in Italia non sapesse cos'è la Fiat non potrebbe governare serenamente. Siccome è certo che lo stesso che sa cos'è la Fiat non conosce Piero della Francesca, il problema si pone. Non sono mancati riferimenti politici e il ricordo della sua esperienza come ex sindaco di Salemi. La Sicilia è stata crocifissa nella sua parte più bella e più durevole, che è quella del paesaggio, dalla violenza mafiosa delle pale eoliche, e i magistrati si sono occupati invece di altro, erano troppo preoccupati di inseguire Cuffaro o Lombardo. C'è una devastazione nell'area dove ero sindaco io, dove hanno ridicolmente proprio la Cancellieri, un personaggio spregevole che ha fatto un atto innominabile che ha però sciolto anche il comune di Salemi. Molti gli studenti che hanno partecipato alla manifestazione, ad alcuni è stata regalata una copia di uno dei libri di Sgarbi. La Sicilia veramente ha un patrimonio unico al mondo e Vittorio Sgarbi è diventato da anni messaggero di queste bellezze. Poca polemica e molta cultura per un evento che si spera possa sensibilizzare i rappresentanti delle istituzioni.